Signor Questore, ecco, un consuntivo della festa di San Calogero, chi meglio di lei ce lo può fare? Ricordiamo anche la conferenza stampa che c'è stata, le minacce per non far uscire il santo, insomma un lavoro sicuramente importante, se ci vuole fare un bilancio appunto. Il bilancio è largamente positivo, a dispetto di chi pensava che la tradizione ne sarebbe stata compromessa. Abbiamo dimostrato che tutt'altro, anzi è stata consentita lo svolgersi della manifestazione religiosa e folclorica in maniera serena, in maniera festosa, in maniera libera e in maniera organizzata, in maniera tale che non ci fossero pericoli per le persone da un lato e non ci fossero intromissioni indebite di chi, ripeto, fa occasione di questo tipo di momenti per dimostrare la propria pressione, la propria capacità di essere presenti in maniera prepotente e spesso delinquenziale sugli altri cittadini. Quindi da parte vostra non avete ravvisato nessun tipo di impedimento, di ostacolo all'uscita della statua dalla chiesa? No, a parte venerdì qualche momento di incertezza perché non si erano presentati i portatori, perlomeno se non presentati solo alcuni, una sparuta minoranza, ma si è provveduto con loro e con i ragazzi volontari delle organizzazioni ecclesiali e per sabato eravamo addirittura già pronti a fare noi, nel senso che sarebbero stati poliziotti e carabinieri non distolti al servizio ma volontari eventualmente a portarla e avevamo pronta questa soluzione, invece non c'è stato bisogno perché i portatori sani hanno inteso onorare la festa e io me ne compiaccio. Un esempio che servirà ovviamente anche ad altre iniziative di questo tipo, anche in altri comuni della provincia, immagino. Ma guardate, questo è solo l'ultimo dei casi, voi ricorderete sicuramente gli altri, da Palma di Montechiaro, a Campobello, a Casteltermini, a Sciacca, ad Agrigento stesso. In tutte le occasioni abbiamo usato lo stesso metodo, anche perché la legge non è differente a seconda che siamo a Porto Empedocle o a Rocca Cannuccia, la legge è uguale. E quello che appunto, torno a ripetere, a volte stupisce è che tecnici, cittadini, ma ci può stare, ma tecnici e talvolta, oddio, amministratori non conoscano leggi che vigono in Italia da 70 anni, 80 anni o addirittura quasi 100 come il testo unico della legge pubblica sicurezza del treno.